Ok ragazzi, l'episodio di oggi sarà a tema Trono di Spade. Perché? Perché sì, quindi sigla. Oddio, mi ho cacciato. No, dai, andiamo un po' più avanti. Non ho voglia di cantare tutta la sigla. Ok, adesso possiamo iniziare. La prima ragazza con cui mi trovo è Aurora, che beh era da un anno che non vedevo. Signori e signori, dopo un anno che ha dato la caccia a chiunque... Questa mattina, mentre aspettiamo il resto del gruppo, faremo qualcosa di molto epico. Studieremo. Raga, l'Aurora è un hacker perché sa la password del wifi personale dei professori. Come hai fatto a scoprire la password? Sì, però Aurora non funziona un cazzo qui. Mi hai mentito. Non funziona il wifi. Ehi, cos'è questa serie? Solo Trono di Spade. Cosa stai studiando? Come sconfiggere il re della notte? Tecniche per il ruote film sottile. Ok. E ad un certo punto arriva lui, Daniele, un ragazzo che ho conosciuto in uno stage di fisica qui a Padova nell'estate dopo la quarta superiore. L'amicizia tra me, lui e Gabriele, un amico che ci raggiungerà dopo, ruota attorno al famoso tormentone e per me la cipolla. Ogni volta che ci troviamo ci regaliamo una cipolla. Allora io ho un regalo per voi. Perché? Perché sì. Mi dispiace ma non ti ho portato una cipolla. Ah, beh, tranquillo. Allora ti spiego la situa. Tu oggi sarai il cameraman. Ok. E l'episodio di oggi sarà tipo a tema Trono di Spade. Dimmi che hai visto la serie. La sto riguardando adesso per preparare, per ok. ricordarmi. Quindi l'hai addirittura guardata 2 volte. E sai a cosa ho pensato? Visto che io sono tipo a Jon Snow perché sono tutto vestito di nero. E hai i Tu e ho i baffi. Possiamo fare che tu sei tipo il mio compagno e sei il cavaliere delle cipolle? No, sei il cavaliere delle cipolle, sei Davos. Perché abbiamo il tormentone delle cipolle, capito? È tutto collegato, vecchio, è tutto collegato. Adesso dobbiamo capire invece l'Aurora che personaggio del Trono di Spade dovrà essere. Ok. Tu, Daniele, hai qualche suggerimento? Allora. 2000 years later. Cersei Lannister? No, Cersei è bionda, è molto stronza. Tu sei stronza. Non lo so, sono stronza. Sì, è stronza, facciamo Ma non è Cersei. vero, sono migliorata negli ultimi anni. Dai, sì, non puoi dire che sono ancora così cattiva. E tu non ridere, ok? Perché non è vero, e lo sappiamo entrambi. Entrambi. No, sempre stronza. Ok, allora facciamo che sei... No, neanche Daenerys perché non hai i capelli bianchi, quindi... No. È tipo, come si chiama? Ygritte. Ma non c'è neanche i capelli rossi? No. Facciamo che Melisandra. Melisandre. Sì, dai. Sì, ci sta. Ok, ci sta. Aurora, tu sarai da... Beh, anche in lei poi è rossa, però. Melisandra. Vabbè, però Melisandra Però, ci sta. però sai cosa? Ha il giubbotto rosso. Melisandra. È Melisandre. È Melisandra. Sei Melisandra. Piacere, Jon Snow. Piacere, Melisandre. Fantastico. Tu lei. Spoiler. È vero, mi hai... Spoiler. Prego, non c'è di che. Raggiunta la mensa, aspettiamo gli altri ragazzi del gruppo. Quella è economia. Questo è Luca Cisotto. Io sono Luca Tesoro. No, io sono Jon Snow, cazzo! Ed il primo ad arrivare è Andrea, che non vedevo da un'eternità. Prima domanda, tu hai visto il Trono di Spade? No, zero. Bravo L'hai visto? Andrea, io no, ciao Andrea. Ok.
Ogni persona oggi deve essere un personaggio del Trono di Spade. Io sono Jon Snow perché sono vestito di nero e ho i baffi di merda. Lui è Davos, cavaliere delle cipolle. Cosa? Lei è Melisandra perché ha il giubbotto rosso e basta. E tu sarai Jaime Lannister perché c'hai tipo la pettinatura da Jaime Lannister. Che io ignoro completamente chi sia la Esatto. Vabbè, comunque siamo un po' nemici. E poi arriva Gabriele, alias Robb Stark. Ok, non c'è più nessuno, possiamo andare, dai. posto. Siamo in corso insieme? Sì, piacere. Oddio, Dio, raga, questo è un episodio crossover. What is this? A crossover episode? Wow, ho detto solo Trono di Spade. E così io, Davos, Melisandre, Jaime e Robb entrammo in questa mensa. Volevo dire covo di mercenari. Il nostro compito era quello di reclutare guerrieri per il nostro esercito. A monte. La regia mi ha detto che questa cosa mi sa fa cagare. Io ho deciso di sfidare la sorte. Ora iniziamo l'intervista. Ciao, sono Aurora, ho quasi 22 anni, studio scienze dei materiali al terzo anno e si presume che a ottobre mi laureo. Io sono Andrea, ho 20 anni, studio ingegneria biomedica. E domanda del giorno che sicuramente non sapete perché non avete visto il Trono di Spade. La domanda sarà sul Trono di Spade. Quale personaggio è apparso in più episodi della serie? Tyrion, Cersei, Jon Snow o Daenerys? Allora, sulla base della nostra afferrata conoscenza del Trono di Spade, abbiamo deciso che il personaggio è... Daenerys. Avete sbagliato ovviamente, perché non avete visto la serie, non sapete. La risposta giusta era Tyrion Lannister, il mezzo uomo. Dopo la domanda, come al solito, arriva il momento in cui devo andare a farmi un nuovo amico, sperando che non sia un estraneo. Lo vedi il tavolo dritto qua dove ci sono i due ragazzi, la ragazza e il ragazzo in piedi? Vai là e parla con uno qualsiasi di loro. Quello che ho visto no. Dove c'è il ricciolone? Vai a parlare con lui. Guarda da ricciolone. Vai. Salve, mi chiamo Jon Snow, sono un personaggio del Trono di Spade. Stiamo cercando un esercito per andare a sconfiggere il Re della Notte. Vuoi unirti? Non hai mai visto il Trono di Spade? Ma perché nessuno ha mai visto il Trono di Spade? Dai, qualcuno ha visto il Trono di Spade qua? Eccolo! Episodio finito e purtroppo è arrivato il momento di salutarci. Tutto sommato è stato divertente reclutare mercenari in questa mensa. Do 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 do.